You ass! Come here, ass! Fuck! Anche il mio è fissato con Ano. Sì, guarda, pensa solo a quello. Io porto Ano a fare i suoi bisogni, torno subito. Sì, vai. Ciao. Ciao! Era lui, è appena uscito con Ano. Cosa ti ha chiesto? Farlo in tre con un'altra? Questo il mio non me lo chiederebbe mai. Il mio non ha occhi che per me. Mamma mia, che bel pezzo di vagina. Hai visto Ano? Sì, Bravo Ano. grazie! Siamo tornati. Senti, qual è il tuo sogno erotico? A parte Ano? Sì, a parte Ano, qual è il tuo sogno erotico? Beh, direi farlo in tre con un'altra. Che delusione, sei proprio come tutti gli altri. Sai che ti dico allora? Lo facciamo. Sì, chiamo una mia amica e lo facciamo. Quale tua amica vorresti chiamare? Deborah, Iopido! noi siamo pronte. Allora vieni. Arrivo, finisco di mettermi il preservativo e arrivo. Ecco fatto. Bene, eccoci qui a realizzare il tuo sogno erotico. Allora, datti da fare, no? Sì, certo. Intanto potreste darvi qualche bacetto tra di voi così per creare l'atmosfera. Ma mi fa schifo. Uffa, e dai, uno solo. Va bene, uno solo. Wow! E ora cominciamo. Ehi, vieni anche da me. Sì, eccomi. Ehi, quando torni da me? Arrivo. Io mi sto annoiando. Sì, scusa. Eccomi. Ehi, non te ne andare, stai con me. Vieni qui. No, qui, qui. Posso unirmi anch'io? Basta! Questo non è un sogno erotico, è un incubo! Vabbè! Comunque non era malaccio quel bacetto. Già. Oh, Camila, sì, Camila, quanto mi piaci! Oh, Camila, oh! Oh, ma cosa stai facendo? Io? Nulla, perché? Ti stavi. Oddio, non riesco nemmeno a pronunciarla quella brutta parola lì. Mi stavo cosa? Ti stavi masturbando. Ma che dici? Mi stavo, grattando che c'avevo un prurito. Sì, certo. E va bene, mi stavo masturbando. E allora, che problema c'è? Perché lo fai? Cos'è? Non ti basto io? Non c'entra, voi vagine non potete capire. Masturbarsi è un'altra cosa, un momento speciale in cui sei solo con te stesso, entri in contatto con la tua parte più nascosta È e... inutile che fai il filosofo adesso. Sei un porco masturbatore. Addio. Oh, Brad. Oh, quanto mi piaci, Brad. Oh. Ma che stai facendo? Io? Nulla. Tu ti stavi, oddio, non riesco nemmeno a pronunciarla quella parola lì. Ma che dici? Quale parola? Masturbando, tu ti stavi masturbando. Ebbene sì. E allora che problema c'è? Che problema c'è? Prima fai tutta quella che si scandalizza se mi tocco io e poi ti tocchi tu. Sì. Ma le vagine non si masturbano, lo sanno tutti. Oddio, tu sei malata, chiamo un dottore. Ma basta ancora questa storia che vi masturbate solo voi. Anche noi ci masturbiamo, cosa credi? E spesso e volentieri è l'unico modo che abbiamo per raggiungere l'orgasmo, se proprio lo vuoi sapere. Vuoi dire che con me non... Con te non. Ah sì? Se la metti così allora io vado a masturbarmi. Benissimo, anch'io. Addio. Addio. Oh, oh. Passala, sono libero, passala! Ehi! Ma porca... Complimenti per il tuo tiro, Penny. Bravi, fateli spiritosi, sì. Non te la prendere, piccoletto, si scherza. Piccoletto a chi? Là, ragazzi? Ciao, com'è andata la partita?
Bene, bene. Senti, secondo te sono troppo piccolo? Ma che domande, su dai, andiamo a mangiare che la cena si raffredda. No, adesso mi rispondi, sono troppo piccolo? Smettila di fare lo scemo, non è importante la dimensione, ma come lo si usa. Ah, povero me, sono troppo piccolo per te. 1 2. Vediamo se sono diventato più grosso. Ma porco, non sono cresciuto per niente. Pronto, Loveline? Come posso fare per diventare più grosso? Tranquillo, non è importante la dimensione, ma come lo si usa. Non darle retta, dicono tutti così, ma poi lo vogliono grasso, anzi lo vogliono enorme. Lo sapevo, lo sapevo. Che c'è? Basta, ho deciso, me ne vado. Ho capito che ti meriti uno migliore di me, uno più grosso. Io mi troverò una vagina più piccolina. Ma no, vieni qua, scemone. La vuoi sapere la verità? Sì, Io trovo che tu sia grosso. davvero? Davvero? Dai, aspettami di là che ci diamo i bacini. Iopido! Una piccola bugia a fin di bene. Basta poco per farlo contento. Vagina, il tuo grosso pene è qui che ti aspetta! Arrivo! Mamma mia, quante vagine che ci sono qui, è roba da non credere. Urca, guarda quella che sta arrivando. Con questa ci provo. Ciao. Ciao. Senti, che ne dici se andiamo nei bagni a darci i bacini? Ok. Ok, wow, perfetto, andiamo. Stai attento, non ci andare. Questa vagina non la conosci. Potrebbe avere l'AIDS. Scusa, highlights? Ma figurati. Iopido! Andiamo? Bene, cominciamo? Subito. No, No. non farlo. Sì, fallo. Beh, almeno mettiti il preservativo. Ma che preservativo, che te frega? Non vorrai mica prendere l'AIDS. Ma figurati se prende l'AIDS. Può capitare a chiunque. Capita solo a chi ha rapporti E occasionali. questo infatti è un rapporto occasionale. Sì, ma per una sola volta. Basta una sola volta. Sì, ma ci vuole sfega. Basta voi due, ho deciso. Sarebbe anche l'ora, non ho tutta la notte. Devo avere almeno altri 4 o 5 rapporti occasionali prima di domattina. Però non hai l'AIDS. Ti ho detto di no e tu ce l'hai? No, ma che dici? Fagli mettere il preservativo lo stesso. Ma che preservativo? Guardalo bene, è un bravo ragazzo, figurati se ha l'AIDS. Chiunque può essere sieropositivo. Senti, ti giuro che è l'ultima volta che lo facciamo senza. Dalla prossima lo metteremo sempre il preservativo. No, faglielo mettere adesso. Basta, ho deciso. Facciamolo e basta. Fermi! Stavate per commettere una sciocchezza, ma ci sono io, Super Preservativo! L'unico in grado di salvare le vostre vite! Vattene via, l'ho vista prima io, glieli do io i bacini. Possiamo darglieli insieme! Sarà bellissimo, sono anche aromatizzato alla fragola! Insieme? Ma certo, insieme! E hopla! Yuppie, yuppie! Bah! Ma che fai? Tu mi stai tradendo! Sì, ma mi sono messo il preservativo. Ah, allora va bene. Fai presto però, ti aspetto di là. Ciao!